Buongiorno e ben ritrovati con una nuova pillola di Veneto Agricoltura Channel. Nei giorni scorsi l'ultimo colpo di coda dell'inverno ha lasciato dei segni anche nel settore agricolo, in particolare quello della frutta e della viticoltura, in particolare dei vitigni e delle uve precoci. Proprio di questo parleremo con il dottor Diego Tommasi del CREA Viticoltura ed Enologia di Conegliano, che ringraziamo. Grazie Diego. Quali sono stati i vitigni maggiormente interessati da questa gelata? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ovviamente, visto l'andamento meteorologico, quindi il freddo del mese di marzo, si è succeduto poi un'ondata di caldo, poi è tornato freddo. Al momento della gelata del 7 ed 8 di questo mese, le varietà interessate sono soltanto quelle più precoci e particolarmente la glera. Allora, intanto cerchiamo di capire cosa comporta un po' questa maggior frequenza di gelate, perché se consideriamo bene l'abbiamo avuto nel 2017 e si è ripetuta poi quest'anno nel 2021. Quindi vuol dire che in 5 annate, 2 annate sono interessate dalla gelata. Ho guardato brevemente un po' i dati degli ultimi, a partire dal 1960, e dal 60 al 2016 abbiamo avuto 7 eventi intensi di gelate, 7. Quindi 7 su 50, 56 anni, quello che sono 57 anni, e adesso 2 su 5 anni. Quindi Cosa può significare questo? Qual è il significato di questo? è il significato che è in atto veramente un cambiamento climatico, sempre di più queste stravaganze ne sono la conferma, però dobbiamo anche pensare che forse dovremmo cominciare a mettere in atto anche qualche strategia per difenderci un po' da questi eventi estremi, quindi non più soltanto le precipitazioni intense, non più soltanto le ondate di calore, ma adesso anche questi eventi così di freddo, di ritorni di freddo in un momento in cui la vite ne è particolarmente sensibile. Scusa Diego se ti interrompo solo un momento, era solo per ricordare che Veneto Agricoltura e Regione Veneto e Crea Viticoltura ed Enologia, come sempre, assieme all'Università di Padova, o come ogni anno, a giugno, precisamente il 16 di giugno, organizzeremo il primo focus del Trittico Vitivinicolo 2021 dedicato proprio a questi argomenti, la fotografia del vigneto alla vigilia dell'estate e parleremo anche di viticoltura di precisione. Quindi segnatevi già in agenda 16 giugno prossimo. Vai Diego, scusami se ti ho interrotto. No, sì, no, corretto il tuo richiamo perché parleremo anche di questo evento, sicuramente in occasione del primo incontro del trittico. Dicevo, in che condizioni si è verificata questa gelata? Già da un mese e mezzo non pioveva, per cui la vite era quasi in sofferenza idrica, e ciò significa che le gemme non erano idratate, le gemme erano molto asciutte, o i germogli comunque, nel caso della glera, anche di collina, erano molto asciutti, per cui il gelo ha inciso un po' di meno. E questo lo si denota proprio dal fatto che delle gemme o dei germogli che hanno avuto il maggior danno sono quelli apicali, o apicali dell'archetto o apicali del cordone, se era un cordone in via di formazione, a dimostrare che quelle erano le gemme maggiormente idratate in quel momento, perché lì si accumula la linfa, la linfa del pianto anche, e sono quelle che hanno subito i maggiori danni. Fortunatamente quindi il fatto che fosse un periodo estremamente secco, con una vegetazione quasi, dicevo prima, in stress idrico, ha ridotto notevolmente i danni, concentrandosi soprattutto sulle parti terminali degli archeti o della vite. Seconda cosa, è stata una gelata che è accompagnata anche da una discreta ventilazione. Ecco il motivo per cui, ad esempio, in collina non abbiamo avuto danni, né nella collina qui di Conegliano Valdobbiadene, quindi nel Trevigiano, ma neanche nel Padovano, nel Vicentino. I danni si sono concentrati, nel Valpolicella stessa cosa, mi ha confermato che grazie un po' alla ventilazione, alle basse umidità relative e così via, non ci sono stati danni. I danni si sono concentrati maggiormente in pianura, per cui la pianura, diciamo, della DOC Prosecco lamenta ad oggi un danno di circa il 20-30%, però comunque è un danno che andrà riaggiornato a qui fra una settimana, 10 giorni, quando vedremo se realmente le gemme di controcchio riusciranno a partire, grazie anche alle piogge di questi ultimi 2 o 3 giorni. L'ideale sarebbe stato che oggi e ieri la temperatura fosse aumentata un po' di più, dando maggior spinta al germogliamento. Non è così, però credo che comunque parecchie gemme di controcchio partiranno grazie alle piogge di cui la pianta ne aveva veramente tanto bisogno. Per cui pianura del Prosecco DOC
20-30%, però queste sono le prime stime di qualche giorno fa, aspettiamo a vedere il dato reale. Danni un po' più seri si lamentano nella zona di Conselve, nella zona di Merlara, dove forse l'incidenza è superiore ai numeri che vi ho appena detto. Custozza, mi hanno riferito, c'è sì qualche danno abbastanza limitato, un po' sulla Corvina, un po' sullo Chardonnay e Pinot Grigio, però insomma nulla di estremamente preoccupante e ancora da attendere un attimo per verificare un po' cosa succederà nei prossimi giorni. Quindi diciamo che i danni credo che maggiormente dovranno intendersi sulle colture frutticole, quindi sul kiwi, sul pesco, sul melo. Lì sì, il danno è stato molto più intenso perché perché il stadio fenologico era in piena fioritura e quindi ecco che i danni sono più intensi. Per quanto riguarda la vite, per il momento è quanto vi ho raccontato, nulla di drammatico, preoccupante in alcune zone di pianura, ma fortunatamente la collina è praticamente indenne e i vitigni, ovviamente i più precoci, ma più di tutto il Glera, seguito poi un po' dallo Chardonnay e dal Pinot Grigio. Questo ad oggi è un po' la situazione. Grazie Diego, ringraziamo il dottor Diego Tomasi del CREA Viticoltura ed Enologia che ci ha aiutato a fare un po' il punto dopo questo ultimo colpo di coda dell'inverno, ma ricordiamo e diamo a tutti l'appuntamento il 16 di giugno con il primo focus del trittico vitivinicolo veneto in cui parleremo proprio di tutte queste cose. Un arrivederci a tutti e grazie ancora.